Era il 27 giugno 2008 e una troupe cinematografica stava iniziando la realizzazione di un film. Il regista cercava un attore che potesse essere perfetto per il ruolo del protagonista. Pronto? Ciao Adam, ti voglio nel mio ufficio sabato. Ho una grande notizia da darti. A presto. Non chiedermi perché, so solo che sei tu quello giusto per questa parte. Beh, non so ancora di cosa si tratti, però questa tua fiducia mi lusinga. A grandi linee la storia è questa. Il protagonista è uno scrittore di gialli in crisi creativa. Sì, ci mettiamo anche che soffre di una leggera forma di sindrome di Stendhal. E ricordi, è proprio questo suo stato che lo porta ad avere reazioni violente, e voglio che si noti proprio questa violenza nel girato. Comunque farò in modo di farti avere la sceneggiatura più presto. Beh, allora non vedo l'ora di leggerla. Stavo pensando come scena iniziale. Ad esempio, potremmo farti vedere mentre leggi il giornale. Sì, facciamo che mentre leggi il giornale ti danno l'ispirazione. È importante anche il tuo, perché si Devo dire, di nuove cose abbiamo deciso insieme al regista adesso di fare. Questo è inquadrato quindi ci si pone qua e io non sono diversa perché non è come per la sera ci sono tanti inquadri direttamente da questa telecamera, per cui ti dico che lo sguardo deve essere un pochettino più forte. Manuela, scusa un attimo. Allora, tu sei uno scrittore in crisi. Fammi vedere questa crisi sul tuo volto, mi raccomando, eh. Siamo pronti per girare? Ok? Silenzio! Scena 4, quinta! Motore! Azione! No! Niente più vero di ciò che appare davanti agli occhi, e la finzione è lo specchio di una realtà dipinta. Allora andava abbastanza bene. Si è vista la crisi, ho visto bene il tuo volto, il primo piano mi è piaciuto. Però ricordati che tu sei uno scrittore in crisi, voglio vedere questa crisi interiore, deve uscire fuori. Deve uscire fuori. Nella prossima scena devi essere ancora più convinto, perché come vedi, qui abbiamo una scena importante. Forse è la scena più importante del film. Quindi deve uscire fuori questa tua crisi interiore. Ricordati che tu devi avere questa crisi, è necessario. Devi essere convinto. Voglio vedere perché avrai un primo piano. Va bene? D'accordo. Siamo pronti per girare? Si ricomincia? Sì. No, no, no! E stop! Ottima! Con questa abbiamo finito. Grazie a tutti. Adam,
Niente è più vero di ciò che appare davanti agli occhi. Era il 27 giugno 2008 e una troupe cinematografica stava iniziando la realizzazione di un film. Il regista cercava un attore che potesse essere perfetto per il ruolo del protagonista.